Siamo con il presidente nazionale AIS e parliamo di questo evento Wine Experience per promuovere il prodotto nazionale, l'eccellenza. Ma direi che la formula è fantastica, perché è un evento indubbiamente che è molto originale e oggi c'è proprio una ricerca di eventi ben caratterizzati, ben strutturati. E poi insomma è un evento che è stato organizzato proprio nell'anno dell'Expo, ma anche nel 50° anno dell'Associazione Italiana Sommelier. Certamente questo 2015 ha molti motivi per noi di associazione di essere ricordato, appunto l'Expo, ma ancora di più per noi, insomma, l'orgoglio di appartenenza ad una comunità che festeggia proprio 50 anni di vita, quindi festeggiarla con tanti amici come abbiamo incontrato proprio qui in Veneto oggi è una soddisfazione enorme. Abbiamo il frutto della nostra passione, della nostra professionalità, ce lo appoggiamo nel tavolo. Il nostro incontro è davanti il frutto del nostro territorio, della nostra cultura e della nostra professionalità. Appunto Bagnoli è la culla del Friularo, un prodotto eccezionale. È un prodotto con una storia, un'origine, una tradizione particolare. Come membro della compagnia del Friularo, tra i promotori della DOCG di Bagnoli, sono fiero di avere la Wine Experience qui nel comune di Bagnoli, di portare alto l'onore del Friularo perché è un vino di altissima qualità. Siamo con Marco Aldegheri, presidente AIS Veneto. DOCG tantissime, qui siamo riusciti a mettere in gioco il grosso della produzione nazionale e quindi offrire al visitatore la possibilità di confrontarci con il meglio della qualità nazionale, dalla Sicilia all'Alto Adige, quindi tutto quello che appartiene al mondo della produzione. È un salone aperto, grandissimo, nel quale ci si può confrontare con i colleghi sommelier che al tavolo danno tutte le istruzioni del caso e i consigli per riuscire a cogliere fino in fondo la qualità di queste produzioni. Diciamo che Wine Experience è un'esperienza sensoriale che apre le porte, lo dicevo prima, che dà l'occasione anche al grande pubblico per entrare nel mondo del vino ed è solo la prima puntata perché Wine Experience il 2 giugno si ripete e in quell'occasione, complice il clima estivo, affronteremo soprattutto bollicine. In quel di Mason Vicentino si terrà bollicine Wine Experience.